Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Signor Natale, Dici gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Signor Natale, lei non risponde? ma sai, mio padre mi ha insegnato l'educazione, ma dissi, maleducazione a rispondere, non bisogna rispondere. Papà, rispondere alla preghiera, Alla preghiera, amen. Amen. Amen, e per dire la verità, onestamente io non so come si risponde, sai, mi è difficile. Non si preoccupi, le insegnerò tante cose. Serve che ho consumato, signore. Mia, dopo primo fidanzamento, io ho frate di ieri che mi rompea. Ora, chi sta come fa invece un giomboleo tutti i budarocci? Rita. Stomaco, miggeria. Sapevo che il babbo non conoscesse nemmeno le preghiere più conosciute. Ma Angelo lo sapeva. Eh sì, Angelo usava tutte cose, è un bravo figliolo, usava tutto di tutti e di tutte. Il Padre nostro lo sa, vero? Matà. E l'Ave Maria? C'è qua. E non si preoccupi, imparerà. Imparerò. E allora, quando parliamo di questo fidanzamento, Bravo. anche perché io so che voi siete una famiglia all'antica. Pure lo sapi. Mi raccomando. Siamo contenti noi di Rita. Anche noi di Angelo. Sì. Noi siamo pazienti anche domani. Pazienti? Disponibili, mamma. Disponibili. Angelo ci ha parlato molto di questo fidanzamento. So che lo faremo secondo gli usi e i costumi siciliani, vero? Sì. Tutte cose vindi, abbiamo tutto vindi. Mi raccomando. Dolcini, confetti, cannolini, pigne. E quei dolcini che mi piacciono tanto, quelli con la ricotta in mezzo. Ah, i sospiri da monaca. Sì, i sospiri da monaca, sì. Ma scusassi, ma non è la preghiera che lei ha sazia? Spiritoso! Ma allora domani, così avremo modo di conoscere la signora Vinta e il signor Giuseppe. Oh, a me sono vita e a me cognato Pepe. Ma se sapete sono due simpaticunazzi. Sì, vanno d'amore e d'accordo. Sì, sono due palommetti. Sì. Poi sono troppo unite, sai? Sì. Non c'è cosa più bella quando uno divide la propria vita con un altro fratello. Ma io a me sono vita, non ho vita con nudo, ma basta sola. Allora, domani alle 18. Va bene? No, è 18, no. Sapete, il primo fidanzamento fu ai 18 che l'ufficiale. Io fu una catastrofe. Ho deciso, sarà domani alle 4, Ho preso io la decisione, Bene. Così prima di iniziare ringraziamo il Signore per questo passo che stanno per compiere queste due creature. Perché Gesù ha detto: amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Abbiate fede, perché la fede ci fortifica, ci sostiene, ci sorregge, ci dà gioia. Se fecero già il guaccio già passarono. Ci fa camminare quest'altro. Sta attento a non mi scioppa, e sono un conosciuto